Pronto? Sì, pronto? Sì? Sì, buonasera, c'è Daniele? Sì, sono io, sento, chi è lei? Oh, Daniele, buonasera. Ciao, anzi, buongiorno, sono Gioia. Pronto? Sì, Sono Gioia del telefono sexy. allora? E allora, forse tu non lo sai, ma un tuo amico ti ha regalato una telefonata sexy con me. Oh, Cioè, praticamente ha già pagato, ti ha fatto un regalo. sì, Al sì. termine della telefonata potrò dirti anche il nome del tuo amico. Tu, Daniele, sei solo in casa in questo momento? Sì, sono solo, sì. Quanti anni hai? 45. Dalla voce sembravi molto più giovane, comunque sei ancora un uomo molto in gamba, mi sembra, vero? Ma insomma, cioè, per il momento non ti si lamenta. Sei sposato? Sì, Ti trovi bene con tua moglie? ma insomma, sai come sono, è questione di famiglia, poi di matrimonio, sai, ogni tanto c'è qualche... C'è qualche problemino, ma... Sì, ma poi si risolve, si no? risolve. E sessualmente come va con tua moglie? Abbastanza bene. Abbastanza. Sì. Sapessi come andrebbe con me? Ah no? Sì. Tu, secondo te come sono, bionda o mora? Ma senti, l'età è abbastanza giovanile, se non sbaglio. Sì, certo, sono più giovane di te. Diciamo che sì. è più o meno la metà dei tuoi anni. Ho capito. Sì, comunque, mi vedi bionda o mi vedi mora nella tua fantasia? Ma più mora? Mi dispiace, sono bionda. Sei bionda? Sì. Vede. Ma forse ti piacciono più le more? Ma sì, infatti in generale sono più le more che mi attraggono. Ma sai, io sono fatta molto bene, Ma sì? Sì, molto bene. Beata lei comunque, eh? Dammi del tu, Daniele, su. Ma via. Sai che sono mezza nuda? No. Sì. Ma che fai? Veramente, sono distesa su un divano. Ho solamente il reggiseno e mutandine. Beata lei. C'è nessuno? No, beato te. In Beato questo io momento- fra poco devo andare a cercare la figliola a scuola. Ah, c'è una figlia? Sì, sì. Senti, ma tanto dura poco, non ti preoccupare, facciamo Cioè? presto. Ma Cosa sì? mi tolgo prima? Reggiseno o mutandine? Cosa vuoi che mi tolga? Ma voglio, prima per far più in fretta si tolgono le mutande. D'accordo, mi tolgo le mutande. Sì. Ecco, me le sto togliendo adesso. Ecco la mia passerina bella, Sì. con tutti i pelini. Ti piace? Insomma, sai. Sì, eh? Dai, toccamela con la fantasia, toccamela. Sì, bravo. È vero che ti stai toccando, Daniele? In questi momenti, sai, sono cose che uno Sì. sente dentro. Ah, sì, anch'io me lo sento tutto dentro. Mhm. Io mi sto toccando, Daniele, tu ti stai toccando? Sì. L'hai già tirato fuori? No, il telefono non lo tiro, sai, sono No. cose che... Ma sei solo in casa? Io voglio quando faccio una cosa, più che altro non è per pensiero, per una cosa, queste sono cose che si facevano una volta, adesso siamo a una certa età e una persona la vuol vedere... Ah, perché ti piacerebbe conoscermi? Da dove chiama? Molto più vicino di quanto tu pensi, Daniele. No. No? Ma sai dove abito io? Sì, certo. La sa? Certo. Allora mi dia l'indirizzo. Non posso dirlo per telefono, mi è vietato. Come non posso dire? Perché chiunque possa ascoltare in questo momento se lei non mi ha deve... C'è una grandissima riservatezza. Ok, ma Lo se lei posso mi ha dire- chiamato, c'ha il numero di telefono e qualcuno gliel'ha dato. Certamente. Io so solamente il tuo nome di battesimo e il numero di telefono, sono a città Mhm. e basta. Perché a me danno questo numero, però io, se tu vuoi, la tua voce mi dà un certo turbamento. No. Infatti mi sto toccando. Da. Dimmi qualche parola bella. Cosa mi faresti? Una volta sul posto ti farei dall'A alla Z, ti farei tutto, via. Ah, dall'A alla Z? Sì. Da dove cominceresti, Daniele? Dai piedi. Ah, che bello, mi piace molto. Mhm. Ti piacciono i piedi? Insomma, E poi senti, io risaliresti su, mi Daniele. dispiace, ma devo andare a cercare la figliola. Aspetta, Daniele, sì, che sì. sono sull'orlo. No. Anche tu, dai, risali su dai piedi, su. No. Sei arrivato ai ginocchi. Sì. Più su, Daniele, più su. Ah, sì, così, dai, dimmi qualche parola. Dimmi che sono una maiala, dimmelo. Sì, una stronza, non è una Sì, maiala. più tutte le parole che vuoi, le parolacce, dai, che mi piace. Dai, dimmele. Cosa sono? Cosa sono io? Una puttana. Sì, infatti mi chiamano Gioia la Troia. Sì, ecco. sì, ancora, dai, dimmene di più. sì, Cosa sì, sono sì, io? sì. Dai, cosa sono? Sei una porcacciuna. E te sei un bischero, tu sei. Ma che sporcacciona, ma va a pigliare la figliola. Cosa sa il telefono le Troie, sti? Vergognati.
Oh. Ecco, io l'ho detto, Leandro. Ma guarda, se si deve vedere un padre di famiglia ridotto in queste condizioni di sporcacciona e puttana, una non conosce nemmeno. Ma vergogna! Mm? Pronto? Sì, pronto? Parlo con Giampiero? Sì. Oh, ciao Giampiero, sono Gioia. Ah, sì. Sì, Dimmi. senti, io sono Gioia del telefono sexy. Ah, sì. Senti, una telefonata sexy per te questa. Ah, grazie, grazie. È già pagata da un tuo amico. Ah, sì, sì. Al termine ti dirò il nome di questo tuo amico. Sai come mi chiamano, Giampiero? Come ti chiama? Gioia la Troia. Ah, Gioia la Troia. Ah, Sì. buona sei. Perché io per telefono ti faccio impazzire. Ah, certo, certo. Certo, Giampiero, sei sposato? Ero. Eri? Adesso non hai una donna? Non ho una donna, no. Allora fai l'amore per telefono con me? Vuoi fare l'amore per telefono con me? Per telefono, se si potesse fare dal vero sarebbe meglio. Ti interesserebbe? Magari, non so, ci si potrebbe trovare da qualche parte. Ti piacciono le bionde? Le bionde mi piacciono, sì. E le more? L'amore le ho già provate, c'avevo la moglie, ora. Allora preferisci le bionde? Infatti io sono bionda. Ah, sei bionda? Sì, sono bionda. Senti Giampiero, facciamo prima l'amore per telefono e poi ci vediamo, perché la tua voce mi piace moltissimo. Ha qualcosa che mi eccita. Ah, sì, sì. Quanti anni hai, Giampiero? Sai, gli anni non ne avrei molti, ma sono un po' invecchiato. Cioè la vita ti ha fatto invecchiare Sì. questo matrimonio? Sì. Hai dei figli? Sì, ne ho uno, sì. Senti Giampiero, ma tu avrai 34 anni? No, di più, 10 con 10 sopra. 44? Sei ancora molto giovane, sai? Sì, ma sono molto invecchiato, sai. Sì, hai i capelli bianchi? No, moralmente. Io posso tirarti su tutto ciò che moralmente e materialmente hai da tirare su. Ah, sì, sì. Quant'è che non fai l'amore con una donna? Molto, già da quando ho lasciato la moglie. Quanto tempo è? Saranno circa 3 anni. Non hai più trovato una donna? Ma sì, sono stato, però sa ormai un po' demoralizzato, non ho trovato grande soddisfazione. E allora tutto questo tempo come hai fatto? Hai fatto da solo? Sì. Di dove sei? Io sono molto più vicina di quanto tu pensi. Sì. Sì, sono molto più vicina di quanto tu pensi. E siccome la tua voce mi piace molto, io penso che potremo anche, chissà, un giorno vederci. Anche se il regolamento qua a noi vieta di incontrare i nostri interlocutori, sai? Sì. Perché noi dobbiamo fare l'amore solo per telefono. Beh. Questo è un telefono sexy. Sì, certo. Fa piacere anche per telefono. Sì, allora, lo sai che sono quasi nuda? Sei quasi nuda, eh? Sì, sono distesa su un tappeto, Mm-hmm. di fronte a un caminetto perché è un po' rinfrescata l'aria, ho acceso il caminetto. E allora sì. questo tappeto bello peloso, il tappeto morbido, Sì. io sono distesa solamente a reggiseno e mutandine. Ah, sì. Giampiero. Reggiseno e mutandine, eh? Sì, cosa vuoi che mi tolga per primo? Ce l'hai voglia nel sedere? Tanta, sempre avuta tanta. Allora io ne vado matto. Ah sì? Ne vado matto. Sì. Con la moglie lo facevi? No, la moglie non voleva, ma... Forse è stata più lei a tirartelo nel culo che tu a lei. Sì, Ho l'impressione che sia andata così, perché ti sento molto, molto giù. Ma tu sei ancora innamorato di tua moglie? Sì, la amo, cioè così sentimentalmente, ma sessualmente poco. Ma perché ti ha lasciato? Si era creato un ambiente poco sano e allora... Hai fatto delle corna? No, per stregonerie, diciamo. Stregonerie? Sì. Cioè, lei è una strega? No, stregonerie fatte su di noi, da altre persone. Parenti cattivi? Parenti, sì. Parenti serpenti, si dice, vero? La suocera era cattiva, la suocera? No, la suocera non ce l'ho. Ah, ho capito. La suocera non ce l'ho. Quindi stregonerie e te l'hanno stregata questa donna? Sì, donna, bambino, tutto. Ti hanno portato via tutto? Sì. Ma qualche setta forse?
Probabilmente sì. Ah sì, tu sai di qualche setta? No, io non sono, ma... No, tu sai che sia di qualche setta tua moglie adesso? Sì, ma magari, anche se non mi ha mai detto niente, ma probabilmente apparteneva a qualcuno, sì. Te l'hanno portata via. Senti Giampiero, torniamo a noi. Io sai, mi sono già tolta Sì, il reggiseno. reggiseno. Prima il reggiseno, se non ti dispiace. Sì. Mentre parlavo me lo sono tolta. E ho delle belle poppine, sai? Sì. Ti piacerebbe toccarmele? Certo. Fallo con la fantasia. Certo. E poi è chiaro che insomma mi piace anche la vagina, mi piace anche la vagina. Però soprattutto? Ma il sedere È il massimo, eh? Sì. E a me piace prenderlo. Sì. Allora... Andremo d'accordissimo. Senti, Giampiero, come ce l'hai? Sai, magari ormai sono rimasto più in fantasie che in realtà, perché praticamente ho sofferto, mi sono curato e allora possiamo dire che gran forze non ne ho. Sì, ma di dimensioni intendevo, come ce l'hai? Dimensioni? Sì. Dunque, circonferenza faccio 13. Sì. E lunghezza faccio 16. 16 per 13. 16 per 13. Non è tanto lungo. Sì, purtroppo è così, sì. Sì, però è una cosa media, eh? Sì, esatto. Lo sai che cos'è? Più o meno normale. Sì. È perfetto per il mio culetto. Giusto. Io faccio le stesse misure di dilatazione. Giampiero, mi tolgo anche le mutandine, sì, ecco. Giusto. In questo momento proprio me le sto togliendo. Sì, saltami addosso, Giampiero, dai, subito, sono pronta. Sì. Sono in posizione. Ma... Dai, mi sto toccando. Sì. Tu che fai? Ma dove sei? Dell'Italia settentrionale? No, io sono dell'Italia centrale. Sei dell'Italia centrale? Sì, centrale, centrami tutta, centrami Giampiero, dai. Sono in posizione, con la fantasia, mentre io mi sto toccando, ma sono già in posizione per te. Tu con la fantasia, ma toccati con la mano, come fai sempre del resto. Sì, ci sei? Sì, sento. Hai un'erezione, Giampiero? No, magari questo sì, un po' eccitato sono, sì, non lo nascondo. Sei barzotto, Giampiero, sei eccitato? Sì, però sento che ti si sta ingrossando, Giampiero. Sì, è proprio così. È così. Sì, dai, facciamo quello che tu vuoi, io sono tutta tua, quello che tu vuoi, fammelo, dammelo tu. Sì, ancora, dimmi. Sei dell'Italia centrale? Sì, centrale. Sì, centrale, perché? Avevi qualche dubbio? Disti di molto. No, non diciamo città, non diciamo niente, perché noi per telefono non possiamo dire altro che il nome di battesimo, in quanto chissà chi potrebbe ascoltare, capisci? Sì. Non dire né città né nessun dato identificativo. Mi hai divertito moltissimo. Ora non vorrei farti spendere troppo con questa telefonata, magari ci si potrebbe anche lasciare. Ci si potrebbe anche vedere, Giampiero. Vedere non lo so, perché sai, io esco poco e ti fai sono molte rimasto seghe. Solo. Ma come mai è questo modo di parlare così ormai rassegnato, Giampiero? La vita è ancora tutta davanti a te, capisci? Hai 44 capito? anni. Sì, invece sono proprio rassegnato. Ma sei di quelli che poi alla fine si sparano? Sì. No, non farlo, Giampiero. Sparati una sega magari, ma non una rivolverata. Invece sono di quelli che si sparano. C'è la pistola? C'avevo, non una pistola, c'avevo un fucile, ma me l'hanno tolto. Meno male, perché hai avuto dei problemi psichici? Praticamente sì, esatto, ho avuto dei problemi, ce l'ho ancora, anche così, le supero, però ce l'ho. Ah sì? Lo sai che noi abbiamo uno psicologo qui tra noi? Sì. Che può dare anche una mano? Se vuoi te lo passo. Può essere utile. No, magari lasciamo perdere. Si chiama Ugo. Sì, fa da psicologo alle persone come te, che hanno qualche problema anche sessuale, se vogliamo. Sì, vabbè, ma lasciamo perdere. Vabbè, io se vuoi ti saluto, grazie della telefonata. Sei sempre solo tu? Sì, sono sempre solo. Ma sì. tu lavori? No, sono in pensione.
44 anni sei già in Sì, pensione. per inidoneità, sì, per inidoneità. Non sei idoneo a fare un lavoro? Facevo il macchinista, e allora per problemi psichici, esatto. Sono problemi psichici, sì. Credo che questo però non debba buttarti a terra, capisci? Devi reagire. Sì, Giampiero, forse posso, reagisci, perché così la vita può essere ancora bella per te. Tu sei un uomo ancora giovane, valido. sì, giovane, in età sono giovane, moralmente sono anziano, perché, cioè, mica potrebbe corrispondere anche all'età, però mi sono ritrovato, diciamo, sì, inguaiato, e allora... Ma e cosa allora- fai in tutto il giorno tu? Esatto, anche questo, molto... in tutto il giorno faccio poco. Stai sempre in casa? In casa, sì, in casa vado a fare una giratina al bar, Conosci qualcuno allora? ma anche gli amici li ho persi perché sono stato una dozzina di anni lontano dalla mia città, Ma sei stato lontano per che motivi? di lavoro, sì. Ah, di lavoro. E quindi quando sei tornato gli amici si erano Sì, gli amici sparpagliati? erano tutti, cioè, ci sono ancora, però ognuno ha la sua strada, no? Giampiero, se ti dicessi che io sono un uomo e non sono una donna, Ah, sì, sì, tu che cosa diresti? ma niente, sì, infatti la voce Se io si fossi un sente. travestito? Si sente? Sì, Si sente, vero? si sente, sì. Cosa diresti? No, al giorno di oggi è quasi una normalità, quasi, non una normalità, ma Vedi quasi. che sei di mentalità aperta? Vedi che sei una persona molto aperta tu? Sì, sì. Ecco, bravo. Sei mai stato con i travestiti? No, non sono mai stato, però, Se ti capitasse? ma se mi capitasse non farei roba a meno che, cioè, se mi piace, naturalmente mi deve piacere, se no. Se ti piace non ci sono problemi. No, non ci sono problemi, no. Ah, sì, bravo. Anche se ha il suo organo sessuale maschile ancora? Ah, ma a te piace il culo. Ah, sì, Quindi basta che ci abbia quello. ma sì, insomma, poi ci trovo d'accordo, ecco. Certamente. Non è che... Ah, Giampiero, sei un maschione, ma magari ero un eri. maschio. Adesso mi sono quasi spento, sì, perché... Se ti dovessi uccidere, con che cosa ti uccideresti? Ma Bella sì, domanda. probabilmente con una rivoltella o con un fucile, sì, è la mia morte preferita, sì. Ci hai pensato spesso? Sì, praticamente non è che fa parte della normalità, diciamo, sia nei momenti di scoraggiamento, diciamo, ma se avessi una rivoltella mi ucciderei, avessi un fucile, fa parte della normalità, comunque. E poi sai, al giorno di oggi ci sono brutte chiacchiere in giro, e allora questo pensiero si accentua più che mai. Ma ci hai pensato veramente? Sì, esatto. E pensi di farlo? No, questo non lo so. Ecco, vedi. Non lo so. È solo un pensiero. Solo un pensiero, sì. Buttarti dalla finestra ci hai pensato? Buttarmi dalla finestra? No, io praticamente tengo un po' alla dignità, capito? E allora cioè, buttarsi dalla finestra mi sembra una presa in giro, dalla finestra probabilmente non mi si buttano. Ecco, il veleno potrebbe essere abbastanza dignitoso, il veleno. Il veleno sì, ma almeno che non provochi dolori, diciamo. Il veleno potrebbe essere dignitoso, sì. Sì, quello sì, abbastanza. Un bel veleno per i topi, sai quello? Ti ammazza all'istante e non c'è problema. Ah, per i topi non lo voglio. No, non è dignitoso, Per i topi no. Cianuro. Sì. Ah, sì, cianuro è un bel veleno. Insomma, e una bella impiccagione? Impiccagione? Anche quella non è male, eh? Sì, ma no, ma facciamo un ospedale magari. Cioè? Un ospedale dove prendono tutti i provvedimenti per sopprimermi, diciamo così, no? Ma non esiste questo.
Non esiste, se lo vogliono fare esiste. Sì, l'eutanasia, dici? Ma se uno è malato allo stadio terminale, qualcuno allora forse può decidere, ma contro la legge comunque. Ma se è volontà propria, la legge no. non ci dice niente. Non è vero? No? No, un altro non te lo può fare, devi farlo da te. Devo farlo da me. Sì. Poi la legge non ti punisce più, tanto sei morto. Vabbè, insomma, tanto lasciamo per... Sì, l'amore sì, è molto interessante, intendiamoci, al giorno di oggi è molto interessante, però lasciamo perdere la morte, sennò... Bravo, io ti ho detto queste cose apposta per provocarti questa reazione di rigetto nei confronti della morte. Giusto. Hai visto? Ti ho fatto forse un piacere, no? Pensa alla vita, Giampiero. Sì, pensiamo alla vita, sì. Pensaci. Sì. E alle donne. E alle donne, sì. E ai travestiti, magari. Anche. La prossima volta non ti fare una sega, ma vai con una donna o con un travestito. Certo, ma sì, probabilmente. Magari c'hai la pensione, lo paghi. Sì, per forza. Va bene, mi hai fatto molto piacere. Adesso... Giampiero, io a questo punto ti lascio. Sì. Sì, anche perché il tempo a mia disposizione è scaduto per te. Sì. Se ogni tanto ti chiamassi ti dispiacerebbe? Ormai abbiamo già detto tutto quello che dovevamo dire. Tu pensi che non potremmo diventare amici? Diventare amici per telefono? Perché no? Come vuole, ma sa, praticamente le chiacchiere sarebbero sempre queste, non è che, non è che cambierebbero. Comunque... Allora vuol dire che tu, riattaccando adesso la cornetta, chiudi la porta anche in faccia a questa possibile amicizia e ti rinchiudi ancora una volta nella tua stanza buia. Addio Giampiero. Ciao. È un nome molto diffuso. Pronto? Sì, pronto Umberto? Attenda. Sì. Pronto? Pronto? Chi è che parla? Senti che bel maschione. Umberto? Pronto? Sì, ma quanti siete? Pronto signora? Sì. Senta, io volevo parlare con Umberto, perché sono Gioia. Sì, va bene, dica. Perché lui è sordo, bisogna lui è sordo? Sì. Allora perché risponde al telefono? E risponde perché l'ho mandato io perché c'avevo da fare. Senta, ma perché allora lui ha fatto, se è sordo, un contratto, un abbonamento a telefonate sexy? Sì, ma lei voglia dire date, ma vada a letto, vada! Oh, stupida! Stupida, è stato forte, stupida. Mi tocca richiamarla. Stupida è stato una ciliegina bellina, da mettere in cima alla torta, no? Stupida. Ma come stupida? Stupido, casomai. Non ho capito. Vabbè. No, lui è sordo e risponde al telefono. Cioè, fare telefonate sexy. Pronto? Signora, mi scusi, guardi, lo stupido... Sì, lei è un imbecille, cretino, idiota, stupido! No, sono una donna! Allora è scema! Perché le telefonate sexy, non ci sono le telefonate! Ma come non ci sono? Umberto ha già pagato 1,2 milioni. Sì, e beh, 3! Due! E allora li rivoglio indietro? No! Ha già pagato! E non ne rimarrà indietro, mai! No? Mai! E allora, come mai? Lui ha pagato... Ma lei è una imbrogliata, allora! Non è vero! È una truffatora! No, non sono truffatore, lui ha firmato tutto! Ha firmato il contratto per 10 telefonate sexy! Qui a Livorno c'è un reparto che cura i cervelli! Sì, ci vada! Allora ci vada subito, arrivederla! Pronto? C'è un reparto dove curano cervelli. No, è vero. No, è vero. Sì, certo. Ci credo. No, ci credo, ma io bisogna la richiami perché mi piacerebbe molto parlare con Umberto, ma con Umberto è difficile parlare, è sordo. Però è divertente quando c'è un sordo, cioè, pronto! Così, no? Oppure pronto? E quello capisce meglio quando parli piano e quando parli forte, incredibile a volte, no? Pronto, qui è l'ospedale dove curano i cervelli? Sì. Ecco, allora mi dica signora, ma chi è questa persona che le sta telefonando? Ma non lo so neppure io. No, perché non lo qua so. noi siamo alla ricerca di persone, c'è un pazzo
o una pazza, non sappiamo bene, che sta telefonando a tutti. E noi ha telefonato anche a me ora. Siccome è scappata ora dall'ospedale, no? È scappata 2 giorni fa, e noi dobbiamo riprenderla in tutti i modi, capisce? E allora cosa devo fare io? Senta, se dovesse richiamare, la tenga in linea più possibile, che noi rintracciamo il numero. Va bene. Grazie signora, Prego, buongiorno. Buongiorno. Ci ha creduto, gli ho detto ospedale dove curano cervelli, ci ha creduto, ho usato la stessa sua espressione. Ecco, naturalmente vediamo di recuperare questa telefonata, telefonando nuovamente la signora nelle vesti succinte, peraltro, di Gioia la Troia. Sì. Pronto? Pronto, sono sempre io, ero occupato prima. Sì, Sì, signora. Mi dica. Mi dica, ma Umberto, come mai è sordo? Ma è così, è l'età. Come mai un sordo ha fatto un abbonamento per delle telefonate? Ah, io questo non lo so. È strano. Ma è voi siete strano. sposati da tanti anni, eh? Sì? Lo sa, signora, che io sono quasi tutta nuda? Ah, sì? Ah, mi sto accarezzando il corpo. Fa bene. Ah, Fa sì, due sì, massaggi. Sì, mi faccio dei massaggi, ma anche se non ne ho bisogno, ma sono massaggi erotici, capisce? Ho capito. Ah, mi piacciono tanto i maschioni, come anche quelli sordi, sa? Invece vede anche il mio marito è un bel maschione. Sì, ma è sordo, è bello perché io posso urlare quanto mi pare nel così momento lui del piacere, sente? e lui non sente, faccia ah, che bello, che bello! Anche lei tanto non ci sente. Franco, senti. Insieme, dai, che bello, anche lei. Bello, dai. Dai, che bello, Sì. signora, è tanto bello. Sa, bello. nel posto dove stavo io, fino a 2 giorni fa, non mi facevano fare le telefonate, sa? No. No, non me le facevano fare. Dove stava lei 2 giorni fa? 2 giorni fa io sono uscita e non mi hanno più preso. Perché? Perché lo so io perché? Perché io sono una bella donna e sto ecco. meglio fuori che dentro. Perché stavo in una stanza dove tutte le pareti erano imbottite, sa? Ah, sì? E poi a volte mi mettevano un vestito strano, con tutte le mani... Com'era questo vestito? Con le maniche lunghe. Ah, sì? Sì, con le maniche lunghe, e poi me le legavano e non potevo farmi niente, non mi potevo nemmeno accarezzare. Ma senti. Io gli ho detto al primario, ho detto, sì, dai, scioglimi che ti faccio godere. Ma lui è stato inflessibile. Perché era freddo quell'uomo lì. No, era gay. Era gay. Sì? Sì, ho scoperto poi che slegava solo gli uomini, capito? Sì. Allora sono scappata. Perché a questi punti non ci arrivo, non posso nemmeno starci. Ascoltate. Come? Pronto? No, parlavo con uno qui a casa. Chi, Franco? Sì. Chi è Franco? È un bambino. Un bambino, Sì. bellini bambini. Bellini, Io di solito quando vedo bambini... Cos'è? Quando vedo bambini... belli... Non deve mica urlare per i bambini. Ah, no, già, lei non è sorda, sì, è vero. Scusi se ho urlato, signora. No, niente. Sa, stanno i donne a volte per sfogarsi un pochino, sa? Sicuro? Purtroppo io so che forse mi stanno cercando perché non lo so, mi hanno detto che non si poteva mai uscire, ma io sono uscita, sa? Sono scappata. Quello ha fatto male. Devo tornare? Deve ritornare. No! Faccia come crede. Non devo tornare! No, faccia come crede lei, Devo tornare? Sì o no? Ma no, se crede di starci male, no. Non devo tornare? Se ci deve star male, non Ci ci sto torni. tanto male. Allora? Non torno. Sto fuori. Allora la notte vado fuori tutta vestita sexy, e vado dagli uomini che mi pagano. Ah, sì? Sì, anche ecco. ieri notte mi sono divertita Ma ne prende tanto. tanti soldi. Tanti perché io godo e loro pagano. Pensi lei, signora? Ma dite, c'ha due buone cose. Lei lo farebbe? Tutto gode e poi prende anche i quattrini. Sì, certo. Ecco. Lei lo farebbe, signora? Certo, se fruttate... No, lei non deve farlo! Allora- Perché lei è una persona per bene! Va bene. Ecco, no. lei non deve farlo! No. No, mi scusi, ma io... lei è una persona per bene, anche sana. È Ora sana. mi fa ridere anche. Sì, bene, meglio ridere. È sana di mente, vero? Sì, diamine, oh. A meno bravo. che non mi sia venuto l'arteriosclerosi ora. No, ma signora, guardi, lei è ancora in gamba, la sento ancora in gamba. Ecco, Ce n'ha meno una male. sola? C'è una gamba sola? No, ce n'ho due veramente. No, ce n'ha una sola! Ma ce n'ho Quante gambe ha? Senta, una. Brava!
brava, così va bene, brava. Vedo che mi dà sempre ragione, che simpatica, brava. Mi piacciono le persone che mi danno sempre ragione. Oh, mi prende la mia per pazza, eh? No, neppure Mi sembrava. E allora, insomma, io nella mia vita, sa... La devi da quell'orecchio. Che? Dica, no. Che cosa c'è nell'orecchio, signora? No, mi cosava un orecchio, non ci sento tanto bene da uno sì. Non è vero, lei stava parlando con qualcuno. No. Gli infermieri! No, non ci sono qui infermieri, questo è un appartamento. Ci sono infermieri! No, non ci sono infermieri. No. Sento la sua voce che lei non mi sta tendendo un tranello, vero? No. Non è una trappola, vero? Vero? Tranquilla. Non le hanno mica telefonato, eh? No, a me no. No? No. E invece sì! E chi l'ha detto a lei? Sì o no? Perché prima ero occupato, quando io ho riprovato a telefonare. No, era il mio fratello che mi telefonava. Ah, c'è un fratello? Sì. Anch'io? Io ce n'ho 2. E perché non va da loro? Perché sono morti. Ah, allora no, Perché li ho ammazzati io. Ah, sì? Sì, perché è per quello che poi mi hanno detto non devi più uscire di qui. Ah, lei ha ammazzato questi due fratelli? Sì, no, ammazzati perché mi prendevano in giro. Dicevano che ero scema. Non si e mi dice prendevano. una sorella, Non si dice una sorella. No. E poi io le avevo anche detto, anche se siete fratelli, io vengo a letto anche con voi, tutto quello che volete. E loro no, dicevano di no. Dicevano bene o no? Dicevano bene, ma no, e dovevano una sorella. Dicevano bene o no? No, non dicevano bene. Dovevano andare a letto con me? Se è sorella. Sì. Per altri atti no, sta bene. E invece sì! Allora ci vada. E invece no! No. Oh, ma insomma, vedo che ci troviamo d'accordo, eh? Sì. Brava. E allora ho dovuto farlo, sa? Ho dovuto farlo. Ho capito. Ma chi c'è lì oltre a Umberto? No, c'è la televisione accesa. Non c'è nessuno, c'è la televisione. Stia zitta per un attimo. Sente, non c'è nessuno. No, questa è la radio! Questa era la radio. È la radio! È la radio, sì. È la radio! Glielo assicuro, signora, è la radio! Giuro che è la radio! Me lo passi! Chi è? Chi dice me lo passi? Dice lui. Ma che... Mi sembra di noi Serrande. Pronto? Sì, pronto, senta, io c'ho da fare, devo andare a mangiare. Mi passi questo signore qui che ci sente? Eh? Ha detto che quella voce lì mi sembra di conoscerla. Ha detto lui. Ha detto lui, io sono mia sorda, sa? Sono sorda? Ma non lo so, questo io... No, deve rispondere sì o no, sono sorda? No. E invece sì! E allora va un po' in cuffia, via! No, devo richiamare. Perché no? Vorrei parlare con quello lì che non doveva essere Umberto, perché Umberto non ci sente, ma c'era un altro, un Franco, credo, Perché... Però potrebbe essere un nuovo personaggio, la pazza o il pazzo, che è un personaggio così. Dice sì, e invece no, e invece sì. Ora viene lui. Pronto? Signora! Ma perché ha riattaccato? Stavamo per rintracciare il numero! Ma è possibile? Ma ha riattaccato proprio sul più bello! L'ho tenuta tanto, ma io non posso mica... No, lo so che l'ha tenuta tanto, ma noi stavamo lì, avevamo tutte le cifre meno le ultime 2. Accidenti, signora, che cosa le ha detto? Ma senta, ma lei chi è? Ma io so, Con chi sto parlando io? Io sono il dottor Lecca Sugheri. Sì, e io Lecca? Sì, ora lei diceva, ma andate a prendere in giro per qualche un altro. E stava dicendo Leccapalle, Io È così? sono una persona seria e non ho voglia di fattarti discorsi, ha capito? Ma lei, signora, mi scusi. Lei si presenta lì con un tanto di cartellino, di polizia o cosa sia. Ma che polizia? Ma che polizia? Leccafave? Come leccafave? Ho detto leccasugheri, è un'altra cosa. A me questo leccasugheri non mi va giù, senta. E invece sì! E ora se ne vada a trovare un altro, imbecille! Basta. Se non c'è il soldazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il soldazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete